Rieccoci a TV7 Comuni, stiamo parlando di Alta Padovana e nello specifico di Santa Giustina in Colle con il sindaco Giacomazzi. Sindaco, io adesso farei con lei una sorta di gioco, che in realtà è un'attività molto importante per il suo comune, perché abbiamo delle immagini che sono relative al cimitero del suo comune. Se le possiamo vedere, così ci spiega che cosa sta succedendo al cimitero della sua cittadina. Eccole qua, le abbiamo fatte proprio pochi giorni fa. Questo è il muro perimetrale, giusto, Sindaco? Cosa sta succedendo? Allora lì è stato abbattuto il muro a sud, che è l'entrata principale, il muro principale del cimitero, perché in quanto oltre a essere, diciamo così, vecchio, i loculi erano anche fuori norma. Anzi è stato ricostruito con il posizionamento di loculi prefabbricati a pettine e adesso, proprio in questi giorni, siamo nella fase del rivestimento di questo muro con una gettata in calcestruzzo che poi verrà ricoperta in pietra faccialista. Quindi sostanzialmente il muro che in questa immagine insomma, era in costruzione a gettata sarà ricoperto? Esattamente, sì. Ci sarà una parte che probabilmente verrà lasciata nei due lati del muro, verrà lasciata a faccia vista. Si vede anche come dovrebbe apparire. Esattamente, quindi i due lati, i due angoli del cimitero, del muro, dovranno essere probabilmente lasciati a vista, quindi cemento a vista, mentre le due parti centrali verranno poi rivestite in pietra facciavista. Ecco, il quadro economico di quest'opera? Allora, lì come quadro economico siamo a quasi 400.000 euro, tra l'altro è un importo che abbiamo dovuto anche rivedere, purtroppo a seguito dell'aumento esagerato del tariffario regionale, abbiamo dovuto incrementare di 60.000 euro la precedente gara in quanto era andata deserta. Siamo riusciti a trovare un'unica azienda che si è proposta per i lavori, quindi questa la dice lunga a volte anche su certe aziende che non hanno il coraggio di affacciarsi sulle opere pubbliche di una certa caratura, perché comunque poi ti trovi con l'aumento delle materie prime e quindi trovi magari anche in difficoltà. Siamo riusciti appunto a ottenere questa ditta che si è appaltata il lavoro, sta procedendo con delle difficoltà e abbiamo qualche piccolo ritardo nelle opere, perché comunque si sa che quando si va a mettere mano in una cosa vecchia, per quanto sia stata battuta, emerge sempre qualche piccola problematica, quindi diciamo che però sta procedendo. Il fine lavori dato dal cronoprogramma che ci è stato dato dall'azienda è gennaio 2024. Prima ho detto abbiamo un quadro economico di quasi 400.000 euro al netto poi dei servizi cimiteriali, perché comunque per poter procedere all'abbattimento del muro abbiamo prima dovuto provvedere alla estumulazione delle casse per poi portarle anche in cremazione su scelta dei parenti dei defunti, e una volta finito diciamo, le opere murarie edili del muro verranno poi riposizionati o le urne piuttosto che le bare di chi c'era prima, quindi quando sarà terminati i lavori diciamo, dal punto di vista edile verrà poi perfezionato con i servizi cimiteriali e lì siamo altri circa 50-60 mila euro. Molto chiaro, molto chiaro. Ricordiamo che fino a quando i lavori non saranno ultimati l'ingresso avviene dal lato ovest del cimitero, giusto? Sì, per adesso sì, anche se ho strappato la promessa all'azienda che sta effettuando i lavori, ho chiesto che venga aperto, seppur in via temporanea, l'accesso principale nel periodo di novembre, quando appunto c'è la festa di Per la festività, Santi. certo. Sì. Va bene, continuiamo allora a vedere altre immagini, un altro cantiere che riguarda Santa Giustina in Colle, vediamo se lo riconosce, anche qui siamo proprio nel pieno centro della cittadina, vediamo le immagini, eccolo qua. Qua siamo alle scuole, giusto? Sì, lo conosco. Avevamo il sospetto. Il sospetto, vero? Anche perché è vicino un cimitero, quindi perciò si fa vedere che abbiamo un altro cantiere. Sì, diciamo che fatalità sono sorti due cantieri più o meno allo stesso periodo, due cantieri molto importanti e anche impattanti, diciamo anche per la viabilità stessa, perché comunque facciamo presente che lì abbiamo una scuola elementare, una scuola media e il cimitero. Apro e chiudo una parentesi che ho dimenticato prima nel cimitero, mettendoci mano proprio nel cimitero abbiamo avuto contezza ancora di più di quanto sia importante il Caposanto per tutti i cittadini, quindi io mi scuso anche per se c'è stato un po' di ritardo, però comunque ci stiamo mettendo la testa. Passiamo quindi alla scuola, lì grazie a un bando importante che abbiamo partecipato, abbiamo avuto e ottenuto una somma di 527.000 euro, grazie anche all'Ufficio dei Lavori Pubblici che si è impegnato appunto per
riuscire a portare a casa questo bando che prevede la riqualificazione energetica di tutto l'immobile con cappotto, tetto, infissi in PVC con taglio termico e anche illuminazione a LED. Perfetto, quindi insomma anche in questo caso si tratta di un cantiere complesso che però non ha inficiato l'utilizzo della scuola, giusto? Perché i ragazzi continuano ad andare alla scuola. Infatti di quel cantiere la cosa che mi dà orgoglio è stato proprio la stretta collaborazione con la dirigenza scolastica. I lavori che sono stati appaltati dovevano partire a gennaio, si è poi trovati assieme all'RSVP della scuola, al dirigente scolastico, decidendo tutti assieme di far partire i lavori al fine dell'anno scolastico. Chiaramente un lavoro di 6 mesi non lo finisci, una pausa estiva di 2 e chiaramente siamo andati a intaccare l'anno nuovo, però comunque la ditta mi ha garantito che finirà i lavori entro fine di novembre di questo anno. Perfetto, quindi insomma i lavori non mancano, le idee progettuali anche. Quello che le chiedo adesso, qual è la difficoltà maggiore per un piccolo comune come può essere Santa Giustina in Colle? Molto spesso si parla di spopolamento e si parla insomma di calo demografico, si parla di difficoltà di rimanere nei piccoli comuni. Lei, da primo cittadino, quale difficoltà ravvisa maggiore per quanto riguarda Santa Giustina in Colle da questo punto di vista? Allora, diciamo che se sto lì a vedere l'implementazione, secondo me è una situazione che sta andando un po' in controtendenza, nel senso che ho visto che Santa Giustina, soprattutto negli ultimi anni a livello edilizio, urbanistico, sta crescendo molto, in aree o lottizzazioni che non erano state mai lottizzate, oggi sono interessi di molti costruttori, soprattutto di aree anche molto vicine al centro, e quindi secondo me è una mossa che andrà a implementare appunto dal punto di vista demografico il nostro paese, perché ricordiamoci che paesi leggermente fuori a paesi importanti come lo è Campo San Piero, che ti dà la possibilità di un ospedale vicino, la scuola superiore, piuttosto che una stazione ferroviaria che ti porta ovunque, penso che essere leggermente fuori di un centro, però comunque a distanza di poco avere i servizi, penso sia una situazione che sta attraendo molte persone. Io vedo persone che arrivano anche da fuori paese, addirittura da fuori provincia, e che arrivano a Santa Giustina in nuove lottizzazioni. Si sta costruendo adesso anche in centro paese 2 belli fabbricati, pochi appartamenti fatti bene, magari avranno anche un costo importante, però comunque darà un importante segnale anche alla cittadinanza per questo arrivo di nuovi residenti nel nostro comune, che ripeto, sei distante ma vicino alle comodità. Ho capito, quindi insomma il comune è in salute, però c'è sempre qualcosa magari che possiamo migliorare o che vorremmo chiedere a chi ci governa, e noi qui a TV7 Comuni chiediamo sempre ai nostri sindaci se hanno delle richieste da sottoporre a provincia, regione, governo addirittura, insomma agli enti sovracomunali per cercare di migliorare magari delle situazioni che da soli non possono essere sostenute. Sì, diciamo che un po' l'ho accennato prima. Allora, se partiamo dalla provincia, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione, certo, però è anche vero che la provincia gestisce prevalentemente ovviamente le provinciali, e le provinciali sono le arterie principali che portano all'interno dei paesi la maggior parte del traffico. È chiaro che ci vuole assolutamente un impegno da parte della provincia nel cercare di risolvere i nodi dolosi, come ad esempio come lo è ad esempio il centro capoluogo, parliamo di una provinciale, quindi certo, sicuramente noi ci stiamo mettendo del nostro, perché è un'opera che, come è stato detto prima, siamo sulla soglia di 1 milione di euro, che poi è solo l'inizio, poi sarà prevista un'altra rotonda poco più distante, e quindi ecco, chiediamo solo questo, ecco, al di là della viabilità, al di là dei mezzi pubblici, come chiedeva Marta se non mi sbaglio prima, questa è ecco, la richiesta che facciamo alla provincia, ma lo faccio in modo corale anche per conto di colleghi del Campo San Pierese, perché a me piace guardare il territorio non solo limitato a Santa Giustina in Colle, ma guardato anche nel territorio del Campo San Pierese, certo, no? Perché comunque poi sono comuni interconnessi, quindi questa è la richiesta da parte della provincia. Per quanto riguarda invece la regione, lì siamo già a un livello superiore, perché chiaramente, se io devo dire la verità, come comune alla regione, al di là poi dei bandi che la regione stessa emette, come la legge 39, che sono per le piccole opere pubbliche, è quello che può chiedere ogni comune. Se poi la guardiamo a livello, diciamo, territoriale, noi nel Campo San Pierese soffriamo, perché ricordiamoci che se anche ci sono strade o immobili in altri paesi, ma è a fruizione di tutti, abbiamo un problema di potenziamento della 308,
e poi anche di un investimento che deve essere fatto a livello strutturale nell'ospedale di Campo San Piero. Certo. Questo ci è stato chiesto anche dalla sindaca di Campo San Piero. Sì, chiaramente. Diciamo che io vengo a volte coinvolto nella questione dell'ospedale, in quanto essendo presidente del comitato di sindaci Alta Padovana e per quest'anno anche della conferenza dell'USL 6 della provincia di Padova, molto spesso vengono a chiedere anche a me informazioni sull'ospedale di Campo San Piero. Ecco perché mi sono permesso di tirar fuori la questione, perché appunto a volte vengo coinvolto. Ma giustamente comunque l'ospedale si fa carico di un territorio intero. Certo. L'utenza dell'ospedale di Campo San Piero come minimo è del Campo San Pierese, quindi sicuramente è una questione che riguarda tutti e non solo appunto il comune di Campo San Piero. Se poi vogliamo andare a livello governativo, volutamente non voglio tirare in ballo l'argomento dell'immigrazione, perché è già stato trattato ed è una questione molto spinosa, e dico solo che, come ho affermato già in un'intervista che ho fatto in passato, va benissimo l'immigrazione perché comunque noi abbiamo bisogno anche di forza lavoro, ma va inserito l'immigrato in un contesto di un procedimento di integrazione abitativa, lavorativa e a volte anche di dignità, perché comunque prendere rinchiudere tra virgolette all'interno di un centro di accoglienza una persona senza dargli un futuro lavorativo e di integrazione non ha senso. E questo mi fermo sull'argomento. Poi per quanto riguarda come ente, posso dire che purtroppo molto spesso siamo lasciati soli. La maggior parte delle necessità che hanno i nostri cittadini, soprattutto dal punto di vista sociale, è tutto a carico dei comuni. E questo diciamo che il governo non si deve dimenticare che comunque un comune non è un SPA, è un ente e come tale deve essere tutelato, protetto e aiutato. Noi abbiamo dei bilanci molto stringati. Un comune, in bilancio comunale, le entrate sono oneri che comunque possono entrare, come no, IMU e IRPEF, non abbiamo altro modo di avere delle entrate, di conseguenza se abbiamo un aumento delle uscite dovute soprattutto nell'ambito sociale, capirai che non possiamo inventarci di fare i denari, quindi dobbiamo sicuramente avere un supporto da parte del governo centrale. Ecco, insomma, molto chiaro, le richieste sono state isolate molto bene, speriamo di farci portavoce anche per quanto riguarda tutto questo per Santa Giustina in Colle. Grazie per averle espresse con noi, Sindaco, noi siamo in chiusura, la ringraziamo per aver parlato di Santa Giustina in Colle e dei cittadini che ovviamente sono, come dire, il vero e proprio ossigeno del paese, giusto? Esattamente, grazie a voi per l'invito, è stato un piacere parlare di Santa Giustina in Colle, come è anche vero che orgogliosamente parlare del territorio del Campo San Pierese di cui Santa Giustina fa parte, quindi ricordiamoci che come territorio siamo l'unione più grossa nel Veneto, e di questo lo dico perché mi piace pensare che tutti i cittadini del Campo San Pierese ne vadano fieri, perché comunque dobbiamo imparare anche a guardare il nostro orticello e non solo dire che l'erba del vicino è sempre migliore, no? A volte abbiamo i servizi, abbiamo delle qualità del territorio e soprattutto delle eccellenze e molto spesso guardiamo altrove, no? Quindi impariamo ad apprezzare il nostro territorio che di eccellenze e di ricchezze ne ha tante. E sono tutte da valorizzare. Esattamente. Grazie mille Sindaco. Bel Marissa. Grazie, vi ricordo i nostri contatti, quindi potete inviarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com oppure mandandoci un messaggio al 347 247 1498 con le vostre richieste. Grazie di essere stati con noi a TV7 Comuni, il prossimo appuntamento per giovedì prossimo alle 21 su canale 19 e buona serata con la compagnia del gruppo TV7.